Dopo la sparatoria di ieri, ancora violenza all'Arcella, non c'è pace per il quartiere di Padova. 50enne senegalese arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato più volte all'alba un 36enne tunisino, la vittima in fin di vita. Folla commossa a San Stino di Livenza per l'addio alla professoressa Chiara Guerra massacrata dal nipote 17enne. La commozione di studenti e colleghe, il lutto cittadino, il dolore del fratello, la riflessione del parroco. Al Pala Romare di Schio in migliaia per i funerali congiunti di Alberto Fioretto e Don Francesco Andreoli, vittime del tragico schianto di 8 giorni fa in Superstrada. Saracinesca sfondata, razzia di preziosi, una barriera di fumo con gli estintori, un colpo in appena 4 minuti, un comando svaligia una gioielleria a Vittorio Veneto, ingenti bottino e danni. In un video la fuga. Sono passati 4 anni dalla tragedia della Marmolada, 11 furono le vittime, 9 erano venete. Il ghiacciaio, dicono gli esperti, continua a ritirarsi 7 metri solo nell'ultimo anno. Per 2 volte si arrampica sul tetto di un vaporetto a Venezia per un video sui social, folle bravata di un turista asiatico bloccato dalla polizia. Rabbia in città, il governatore chiede rispetto. Turismo selvaggio a Cortina, al via il progetto pilota subito operativo per il presidio della montagna che vede insieme il comune, la provincia di Belluno e la regione Veneto. Buonasera, bentrovati all'edizione regionale dei nostri notiziari. Tanta cronaca, come avete sentito dai titoli. Apriremo più finestre su Schio, sul Pala Romare, dove stanno per iniziare in questi attimi i funerali di Don Francesco Andreoli e di Alberto Fioretto. Vediamo se con la regia riusciamo a vedere le prime immagini che ci arrivano da Schio tramite il canale YouTube. Eccolo qui, il canale YouTube. Riusciamo a sentire forse anche qualche effetto? Sono migliaia i due, ricordiamo, 36 anni Don Francesco e 17 anni Alberto Fioretto, sono morti in un incidente giovedì scorso nella galleria a Malo della superstrada pedemontana veneta. Sta iniziando in questi minuti la processione d'ingresso, tra poco torneremo appunto a Schio per seguire alcuni attimi di questa celebrazione con migliaia di persone presenti. Ripartiamo dalla cronaca, da Padova, ancora violenza all'Arcella con un feroce accoltellamento in via Dalmazia, arrestato un 50enne senegalese. Chiazze di sangue a terra, indumenti abbandonati, le tracce dell'accoltellamento lungo via Dalmazia, fuori dalle abitazioni e fino all'ingresso di un parco. La violenza è esplosa tra 2 stranieri, ancora una volta nel quartiere Arcella a Padova. A terra un 36enne tunisino colpito da numerosi fendenti alla schiena e al collo. Quando le volanti sono arrivate sul posto, il suo aggressore brandiva ancora il coltello insanguinato. Ho sentito verso le 4:30-5 delle urla e qualcuno che diceva chiama l'ambulanza, e dopo 10 minuti è arrivata un'ambulanza e 3-4 pattuglie della polizia. Il racconto di un residente svegliato dalle urla nel cuore della notte. Sono stati proprio i cittadini a dare l'allarme alla polizia, che è intervenuta subito nel quartiere Arcella, dove era impegnata in alcuni controlli. In meno di un minuto sono arrivate 2 volanti che già presidiavano lì la zona del quartiere Arcella. È stato trovato un uomo a terra sanguinante con un'altra persona armata di coltello. I poliziotti gli hanno intimato col protocollo del taser di lasciarlo cadere. Lui non ha opposto resistenza, quindi è stato bloccato. Il 50enne senegalese è stato arrestato per tentato omicidio. Ha precedenti per lesioni, rapina, minacce e spaccio. A terra in una pozza di sangue un 36enne tunisino irregolare è stato intubato e portato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. All'origine dell'accoltellamento questioni legate ad attività illecite. Nelle ultime settimane il quartiere Arcella è stato teatro di episodi di violenza. Un 22enne è stato arrestato 2 giorni fa dopo aver esploso dei colpi di pistola in stile stesa napoletana, modalità tipica della criminalità campana per rivendicare il controllo di una determinata zona. Sempre nei giorni scorsi anche un'altra rissa armata tra clan in piazza della Vecchia per un presunto regolamento di conti tra spacciatori, dove è rimasto ferito un 25enne pregiudicato. Il questore di Padova ha assicurato che non ci sono zone franche in città.
Queste sono risposte immediate dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio su Padova e provincia e stanno a testimoniare il controllo sul territorio dello Stato e soprattutto che non c'è spazio per chi ritiene di poter improntare il proprio agire a che cosa? Alla violenza e alla illegalità. Ci sono ulteriori sensibilizzazioni di presenza anche con dispositivi che vengono predisposti di volta in volta. All'Arcella già ci sono, è chiaro li andremo ulteriormente, visti questi due episodi ravvicinati, a implementare ulteriormente. Si è svolto oggi l'ultimo saluto a Chiara Guerra, l'insegnante uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza. Alla partecipatissima cerimonia, amare le riflessioni del parroco Don Alberto. Viviamo, ha detto, in un mondo avariato, la morte esige rispetto. E se a compiere quel gesto fosse stato mio figlio? Questa la domanda che ha scosso la Chiesa nel giorno del lutto cittadino. Col grazie degli alunni della Prof, proprio oggi Chiara avrebbe compiuto 53 anni. Credo che ognuno di noi è proprio un po' affaticato, stanco, oppresso da questo mondo che non solo è variegato ma è avariato. E se a compiere questo gesto così grave fosse stato mio figlio, che ho sempre cercato di educare al rispetto, al servizio, alla bontà, come mi sentirei adesso? Sono domande e riflessioni che scuotono le coscienze, quelle che Don Alberto Arcicasa fa all'intera comunità di San Stino di Livenza nel giorno dell'ultimo saluto a Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne con 42 coltellate prima di essere caricata su una carriola e gettata nel canale che costeggia il paese. Era l'11 giugno scorso. Parla di una morte che esige rispetto, Don Alberto, specie quando diventa una tragedia per tutti. Noi oggi siamo qua con un profondo rispetto per Chiara, ma anche per Roberto e la sua famiglia colpita da questo duplice dolore. In chiesa e poi a seguire il feretro c'è proprio Roberto con la moglie e l'altra figlia, poco distante il sindaco Gianluca De Stefani a rappresentare un paese ancora scioccato. A San Stino sono ore di lutto cittadino, mentre sull'altare prende la parola il mondo di Chiara, quello della scuola, dell'istituto comprensivo locale, a partire dai suoi amati alunni che per l'intera cerimonia hanno indossato delle magliette blu con stampati nomi, cognomi e numeri come un lungo appello. Lei ci ha insegnato soprattutto ad essere persone migliori. Ci diceva sempre che la vita è il dono più prezioso che abbiamo, che è il dono più prezioso che abbiamo e che ogni giorno va vissuto con coraggio, rispetto e gratitudine. Ci mancheranno la sua voce, le sue risate, la sua gentilezza e quel modo speciale che aveva di rendere la scuola un luogo in cui sentirsi accolti. Ci sono poi le colleghe, diventate con il tempo amiche, le prime a lanciare l'allarme per la sua scomparsa non vedendola arrivare a scuola per gli esami di terza media. Chiediamo che il tempo non cancelli emozioni ed esperienze e che ci faccia dono di saggezza. Ciao Chiara. Il saluto arriva nel giorno in cui Chiara avrebbe compiuto 53 anni, una coincidenza maledetta in un giorno già difficile e ancora carico di inquietudini. Siamo tutti un po' colpevoli di essere presi dietro le nostre cose. Ma quanto tempo realmente dedichiamo all'ascolto? Da un lutto, da quello di San Stino di Livenza ad un altro lutto cittadino, quello di Schio, perché sono iniziati proprio in questi momenti i funerali di Alberto Fioretto e Don Francesco Andreoli. Le immagini ci arrivano in diretta con la truppa, la parte tecnica Simone Squarcina. Dovrebbe esserci ora il canto di ingresso. Sentiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Spirito Santo, la pace del Cristo risorto sia con tutti voi. Come direttore della comunità salesiana di Schio, a nome del nostro ispettore Consiglio Zanchetta, desideriamo dare il benvenuto a tutti voi, corsi numerosissimi a pregare per i nostri cari Don Francesco e Alberto. Una cosa ci accomuna tutti, l'amore che noi abbiamo per questi nostri fratelli e l'amore che loro ci hanno donato e ci hanno trasmesso. Un ricordo speciale di benvenuto nella speranza di non dimenticare nessuno, in questo tutti ci siamo veramente tutti. Un ricordo speciale ai familiari di Don Francesco e di Alberto, a tutti i parenti e a tutti gli amici qui presenti, agli amici di Alberto, ai compagni di classe del Chilesotti, a tutti i ragazzi e le ragazze della Bratona e dell'unità pastorale di Schio, di tutte le varie associazioni, sia dell'oratorio sia di tutta la città, l'associazione di atletica e tutti i compagni di scout, ai ragazzi della scuola professionale dei salesiani e i loro docenti, a tutti i cittadini di Schio, ai comuni vicini qui rappresentati dalle autorità, a tutte le associazioni cittadine presenti, ai giovani del movimento giovanile salesiano della nostra ispettoria San Marco, di tutte le case salesiane d'Italia, e infine ai confratelli salesiani venuti anche da lontano, tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e poi un benvenuto caloroso a Don Fabio Tad, rettore maggiore dei Salesiani, che presiede questa Eucaristia e che ha voluto essere presente. Alle 005 Questo era il saluto iniziale di Don Ivan Ghidina, direttore del centro salesiano di Schio, appunto in inizio di questo funerale. Ricordiamo Don Francesco e Alberto morti giovedì mattina in un tragico incidente avvenuto nella galleria Malo della superstrada pedemontana veneta. Torneremo tra poco a questa celebrazione in diretta da Schio. Parliamo invece di un altro incidente stradale avvenuto poco fa nel Bellunese. Un uomo di 79 anni di Spinè, in provincia di Venezia, è morto investito sotto la galleria di Listolade tra i comuni di Taibona, Gordino e Cencenighe. Il tragico incidente intorno alle 16:30. La dinamica, da quanto si è appreso, sarebbe drammatica. L'uomo viaggiava con la moglie, diretti entrambi in una località di vacanza della Gordino. Sarebbe sceso per recuperare lo specchietto laterale esterno dell'auto, probabilmente già danneggiato, che si sarebbe staccato in corsa. Azione fulminea ma altrettanto rischiosa. In quel momento infatti è sopraggiunto un altro automobilista che non è riuscito a evitare l'uomo investendolo in pieno. Impatto tremendo, subito l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e il SUEM. Per l'uomo nulla da fare, inutili soccorsi. I rilievi hanno richiesto la chiusura della galleria di Listolade con inevitabili ripercussioni sul traffico intenso di questo primo weekend di luglio. Auto deviate a senso unico alternato lungo la vecchia strada di Morbiac. Altra cronaca ci porta nel Trevigiano, a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto, una saracinesca sfondata, razzia di preziosi, una barriera di fumo fatta con gli estintori, un colpo in appena 4 minuti per un comando di ladri che ha svaligiato una gioielleria. Ingenti il bottino, ingenti i danni e in un video anche la fuga del comando.
2:50 del mattino, l'auto con a bordo almeno 4 rapinatori fugge dal centro di San Giacomo di Veglia, probabilmente verso il casello dell'autostrada. Nei 4 minuti precedenti il comando aveva messo a segno un colpo nella gioielleria Collodel, razziando monili, oggetti in oro e argento, orologi e altri preziosi presenti in alcune delle vetrine. Attrezzati di tutto punto hanno prima sventrato la saracinesca, poi scardinato la porta blindata. Probabilmente sono delle persone che sono dei professionisti, quindi non hanno raggiunto San Giacomo, la mia gioielleria, casualmente, e hanno anche provato in altri luoghi. Il colpo, probabilmente ben preparato vista la rapidità con cui la banda ha agito, è avvenuto anche sotto gli occhi delle telecamere stradali di videosorveglianza e nonostante il passaggio di qualche automobilista. Sicuramente erano preparati, hanno usato anche degli istintori per coprire la loro fuga, l'hanno usata contro la vigilanza del Compiano, l'hanno usata contro un ragazzo che abita negli appartamenti sopra, che ha provato a filmare questo colpo, e loro gli hanno agito contro questo istintore brandendo questa polvere nei suoi confronti. La macchina era parcheggiata così e dopo ho preso il telefono per fare video. Dopo, quando il carabinieri è venuto, ho dato a loro solo questo. E loro avevano anche un estintore, cosa hanno fatto con l'estintore? L'estintore per mettere sui passeggeri che passano, perché quando ci passa così tu non vedi niente per quella. L'hanno usato anche verso il vostro appartamento? Ecco, sì. Hanno usato perché la finestra è aperta, perché adesso fa caldo, tutta è entrata dentro là. Adesso la terrazza tutta è bianca, adesso vado a pulire adesso. Sul posto, ma a fuga ormai avvenuta, è arrivata la sorveglianza privata e una pattuglia dei carabinieri che indagano sull'accaduto anche con le immagini della videosorveglianza interna. Il titolare, che non ha ancora quantificato il bottino, ha scoperto il colpo solo dopo l'alba e dovrà ora cercare aiuto per far riparare quanto prima l'ingresso. Ho per fortuna amici che mi stanno vicino e che mi stanno aiutando in questo momento per riuscire a snellire la procedura di ripristino della struttura, anche perché non sarà facile rimettere a posto tutto il danno fatto. 3 luglio 2022, 4 anni fa la tragedia della Marmolada, furono 11 le vittime, 9 erano veneti. Il ghiacciaio, dicono gli esperti, continua a ritirarsi, 7 metri persi nell'ultimo anno, preoccupano le temperature ancora più alte. 4 anni dopo continua a fare rumore il crollo del Seracco di Punta Rocca, con tutto il suo carico di dolore e di assenze che pesano su intere famiglie e comunità. 11 furono le vittime, di queste 9 i veneti. C'è un prima e un dopo quel 3 luglio 2022, forse la consapevolezza di un evento divenuto simbolo della crisi climatica, a dirlo anche i numeri aggiornati dell'Università di Padova. Nel 2025 le fronti sono arretrate in media di 7 metri, con un assottigliamento progressivo del ghiaccio e la comparsa di finestre rocciose sempre più ampie all'interno del corpo glaciale. Ma il dato singolo diventa trend se si guarda agli ultimi 120 anni. Dal 1905 il ghiacciaio ha perduto oltre il 90% del suo volume e purtroppo la sua scomparsa è attesa entro pochi decenni. Su presente e futuro della Marmolada sono in tanti a interrogarsi. Uno studio dell'Università di Pisa pubblicato in questi giorni fa sapere che il ghiacciaio al momento della tragedia 4 anni fa si trovava in una condizione di equilibrio critico. L'aumento della temperatura all'interno del ghiaccio aveva agito in sinergia con la presenza delle fratture, indebolendo progressivamente la massa glaciale e riducendone la resistenza meccanica. A incidere, dicono i ricercatori di Pisa, furono temperature eccezionalmente elevate e l'aumento della pressione dell'acqua alla base del ghiacciaio, ma il fattore termico non è un'eccezione, come conferma pure la campagna annuale attualmente in corso su 150 ghiacciai dell'arco alpino, in campo gli esperti della Fondazione Glaciologica Italiana.
L'ondata di calore di queste settimane aggrava il quadro, lo zero termico ha superato i 4.500 metri e la fusione, in assenza di neve protettiva, sta consumando direttamente il ghiaccio vivo. Ancora turismo cafone a Venezia, stavolta protagonista un asiatico che per 2 volte si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in bacino San Marco per fare un video da pubblicare sui social. L'uomo è stato bloccato dalla polizia locale, è esplosa la rabbia in città, la condanna anche del governatore Stefani, ci vuole rispetto per Venezia. L'ha rifatta ancora la seconda volta nell'arco dello stesso pomeriggio alle 15 a San Zaccaria. La sua spacconeria però gli è costata cara. Si trova alla Smart Control Room, interrogato dalla municipale. È un turista di origine asiatica, il protagonista di questo video che documenta l'ennesima bravata avvenuta a Venezia. In pieno stile parkour tra oscillazioni e volteggi si arrampica con estrema facilità sul tetto del vaporetto, in piena navigazione nel bacino di San Marco. Questo è il video della prima cafonata. Sono le 14. Rimane sopra il tetto del vaporetto nonostante le sirene della polizia locale annuncino il loro imminente arrivo, ma in questo caso il ragazzo è decisamente più lesto e veloce. Tra un salto e un'acrobazia, il vaporetto attracca, fermata Arsenale, arriva anche la polizia locale, ma dello spaccone non c'è più traccia. La sua fuga però, come detto, durerà poco. A incastrarlo la maglietta gialla e berretto bianco, ma soprattutto la sua smania di protagonismo e i suoi gesti cafoni verso Venezia. Il video diffuso sui social, divenuto subito virale. Condanno con fermezza quanto accaduto questo pomeriggio. Mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri per un video sui social è un atto incosciente e imprudente, ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani. Sdegno anche da parte della consigliera Monica Poli, alias Lady Pickpocket, per il suo impegno nella tutela del decoro urbano e nella lotta contro i borseggiatori. Io non la chiamerei bravata, questo è l'ennesimo sfregio verso la nostra città da parte di gente che non ha rispetto. Ci devono essere delle regole a questo punto, perché Venezia non è un parco di divertimento. Turismo cafone a Venezia, turismo in eccesso, overtourism, come si dice in inglese, a Cortina d'Ampezzo. Parte un progetto pilota subito operativo per il presidio della montagna che vede insieme il comune di Cortina, la provincia di Belluno e la regione. La montagna bellunese e veneta non è Gardaland e il fenomeno dell'overtourism deve essere gestito e regolato. Parte da Cortina d'Ampezzo il progetto pilota che vede in prima fila comune, provincia e regione Veneto protagonisti di uno storico accordo subito operativo che vedrà la polizia provinciale impegnata nel presidio del territorio comunale. È solo l'inizio, perché dovremo in qualche maniera non solo dispiegare le nostre forze di polizia provinciale, compresi anche i vigili comunali, ma dovremo anche in qualche maniera capire se diventiamo una nuova Gardaland per 3 mesi all'anno o se vogliamo regolare un'attività turistica importante. Un passo concreto per affrontare in modo condiviso la sfida al superaffollamento delle località montane, mettendo al centro la tutela del territorio e la qualità della vita della comunità. Mette subito le mani avanti l'assessore alla polizia locale di Cortina Stefano Ghezze. Non vogliamo controllare o limitare chi frequenta la montagna, tantomeno fare cassa con le sanzioni, ma lo spirito dell'accordo è quello di accompagnare i visitatori con una presenza qualificata, capace di fornire informazioni, prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e favorire una maggiore consapevolezza. È un progetto che è partito ancora durante le Olimpiadi, ne abbiamo discusso diverse volte in Casa Veneto, è stato tradotto con un accordo di programma tra la provincia e il comune e con la benedizione della regione del Veneto. Vorremmo in qualche maniera farlo in diverse parti della montagna veneta. Bond parla al telefono dal Passo Giau, dove l'overtourism si tocca con mano. Sono fermo proprio per fare l'intervista e ci sono 200 moto ferme davanti a me, che sono tutte Deutsche, Olanda, cioè ci dobbiamo capire, sì, giusto fare turismo,
ma dobbiamo regolarlo. Il progetto è di tipo sperimentale, varrà al momento solo per i prossimi 3 mesi estivi, ma è già sulla carta una buona pratica da esportare anche in altri contesti. Abbiamo iniziato a Cortina perché già oggi a Cortina c'è tantissima gente, abbiamo iniziato a Cortina su luoghi dove vi è anche un parco, abbiamo iniziato a Cortina perché vi è disponibilità da parte del comune e gli fa onore. Però attenzione, questo bollo che abbiamo fatto a Cortina deve essere riproposto ad Asiago, deve essere riproposto sul Passo Giau, deve essere riproposto ad Arabba, deve essere riproposto in tante altre parti, perché lei me ne insegna che la confusione alla fine non porta a tensione, ma porta fondamentalmente allontanamento. Noi non ci possiamo permettere di rovinare le Dolomiti con un overturismo non controllato. Negli minuti finali che ci restano del telegiornale torniamo a Schio al Pala Romare, dove è in corso il funerale di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. È in corso la liturgia della parola con la lettura del Vangelo e poi seguirà l'omelia. Sentiamo. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Sento un peso, un macigno nel fare questa omelia e sento che il mio cuore non può, non riesce, non vuole dire tutto, vuole conservare e custodire. Nei giorni scorsi tanti hanno scritto di Alberto e di Don Francesco. Io stesso, come i familiari, i confratelli salesiani, abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di cordoglio, di vicinanza, di affetto, di preghiera. Tanti ricordi, belli, vivi, precisi, che ce li hanno descritti e ricordati per come erano veramente. Se li mettessimo tutti insieme ne uscirebbe sicuramente la predica più completa. Questo dunque è l'inizio dell'omelia in diretta dal Pala Romare di Schio. Il tragico incidente lo ricorderete giovedì scorso nella Galleria Malo, che vi abbiamo raccontato nei nostri notiziari. Poi nei notiziari di domani avremo ulteriori dettagli e testimonianze su questa cerimonia funebre congiunta. Domani poi seguiranno le rispettive sepolture per il giovane Alberto e per Don Francesco. Chiudiamo qui allora questa edizione. Dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buona serata.